Oggi ci prepariamo qualcosa di sfizioso con la pasta filo. Quelle. Sapete perché la prima me la mangio? Metto un foglio di carta qua. La pasta filo si presenta così perché in tante volte dicono Maria ma è carta da forno. No, esce proprio così a fogli. Vedete così. Io ho appoggiato un foglio di carta da forno, dovete stare attenti perché si rompe, vedete? Come questo qua. Mettiamo qua e lo spennelliamo o con il burro fuso o con l'olio. Io ho preso l'olio. Va bene sia di girasole che olio di oliva, come preferite. Quello che sentite in sottofondo è il ventilatore. Ho provato a fare qualche ricetta, qualche video senza, però non si può. Quindi un po' di pazienza. Ciao ragazzi. Grazie di salute. Faccio la stessa cosa e metto un altro foglio, ne mettiamo 3 in tutto. La tagliamo a metà, così tranquillamente. E poi la chiudiamo così. Così, così. E così. E ci mettiamo uno stuzzicadenti. Io in tutte ne ho fatte 4, 2 là e 2 qua. Il resto della pasta l'ho messa, l'ho richiusa bene e l'ho messa di nuovo qua dentro. E ci metto anche un foglio, una busta di sacchetti per congelare. E la metto in frigo, perché se la lasciate così si secca dopo non è buona più. Comunque è da consumare, non può stare tanti giorni così. Ci ho messo anche un po' di olio sopra, accendiamo il forno 180 gradi statico e inforniamo. 10 minuti in forno, 10-12 minuti, devono essere belli dorati dorati. Ogni forno ha la sua cottura. Lasciamoli raffreddare. Questa qua ci mettiamo sopra semplicemente un po' di marmellata. Grazie ha detto che la vuole con la Nutella dopo. Ci metto, stamattina non ho fatto colazione. Non c'avevo voglia di niente. Così. Un po' di zucchero a velo. Bellissima. Mi ha beccato mangiare. L'altra invece la facciamo versione salata. Io finisco questa. Poi più tardi preparo quello, ma poi non vi muovete che torno subito. Per la versione salata ho messo ricotta, una ricottina di questa qua piccola, olive nere, ci metto delle scaglie di parmigiano, un po' di pepe, e del prosciutto cotto a cubetti. E mescoliamo. Ci ho messo un po' di erba cipollina sopra e sono pronti. Provate.